Eccolo qua, ecco i 20 secondi sono passati. Prove di trasmissioni qui dal pattinodromo. No, no, grazie. Appena preso, grazie. Direi che ci siamo. Creiamo un po' di alternanze in questi giorni, visto le nazionali italiane. In questo caso cominciamo con l'Under 14, sono giornate dense di appuntamenti, per cui anche tutto, tutta l'organizzazione ovviamente che gira qui intorno a esigenze, alternanze. Anzi, approfitterei di questo momento per ringraziare tutta l'organizzazione e l'impianto che si è adoperato e si è messo a disposizione per questo evento nazionale, ovviamente l'impegno di tutti i volontari per fare in modo che questi eventi sportivi possano avere ovviamente un seguito e una qualità degna di nota, insomma.
Buongiorno a tutti, siamo qui dal Pattinodromo di Legnaro, Padova, per le nazionali italiane. Questa mattina cominciamo con l'Under 14. Intanto approfittiamo di questi primi minuti dove vedete già le squadre ai riscaldamenti per ringraziare tutta l'organizzazione, tutto lo staff, tutti i volontari qua di Legnaro che oltre all'impianto si stanno prodigando per mandare avanti minuto per minuto, direi, con il flusso, un buon flusso di persone e di servizi. Ricordo che siamo al secondo fine settimana che vede tutte le categorie giovanili alle nazionali italiane, tutte quelle che ovviamente si sono piazzate e qualificate, e quindi abbiamo innumerevoli squadre. Oggi disputeranno questa prima partita di Under 14 gli Scomed Bonporto e i Warriors Ferrara. Ora approfittiamo sempre di questo momento per cominciare a chiamare e individuare gli atleti. Cominciamo dal Ferrara con la Roger Manon numero 58 che è il portiere, Averna Federico col numero 14, Benchi Alice col numero 5, Guerzoni Marta col numero 28, Mantu Laura Giuseppina col numero 29, Gianluca col numero 2, Nepoti Ludovico con l'89, Ogiva Favore Stinosa col numero 21 e Roger Giuly col numero 22, nonché il capitano Roger Lea con il numero 10. Mentre per il Bonporto abbiamo al 16 con il numero 16 Bianchini Andrea, con il numero 52 Bicicco Samuele, con il numero 53 Bignami Mattia, con il numero 44 Cipriano Angelica, col 37 Gavioli Anita, col 56 Raimondi Francesco, 31 Santa Giuliana Lina, Alice 18 Santa Giuliana Alice, scusatemi, 31 Santa Giuliana Alex, 33 Vergari Francesco, 7 Lumia Susanna portiere, Paracchini Matteo col numero 30 portiere e il capitano Andreoli Mio col numero 49. Vediamo le squadre schierate di fronte all'altro per il saluto dei capitani ai direttori di gara. Ognuno ha il proprio lato e dalla propria porta per la concentrazione prepartita. Come vi ho ricordato, siamo all'inizio della giornata qui dal Pattinodromo di Legnaro per le nazionali Under 14. Ecco che le varie squadre hanno condiviso i loro piani, si stanno salutando, si stanno ovviamente assestando e riportando ognuno per il proprio campo, cambio ovviamente dei campi. Vi ricordo che le squadre sono i Warriors Ferrara, esattamente in maglia grigio-blu-nera, e gli Scomed Bonporto con le maglie giallo-blu. Bonporto, per chi non lo sapesse, è Modena, provincia di Modena, visto che in questi 2 fine settimana spesso sono state rivolte queste domande.
Sembrerebbe un'inizia, ma è un dato. Attenzione. Controllo degli arbitri di tutte le varie balaustre. Eccoci qua al centro, pronti per partire. Ultimi ritocchi, spostamento delle porte, incitamento delle squadre all'ingaggio. Si parte. Abbiamo un primo rimando dall'ingaggio con Disco, con il pack che va verso la porta di Scomed, che al momento sono in possesso del pack. Tenta la salita il 38, il numero 10 resiste deviando il pack sul numero 89 che adesso si porta dietro porta. Il Ferrara cerca di rimpostare il gioco partendo da dietro porta, passaggio laterale. Pack viene però intercettato dal numero 44 degli Scomed che su passaggio al 39 va verso la salita, viene intercettato dal numero 2 che sbarcato riesce a fare un passaggio centrale che però il numero 22 non riesce ad agganciare. Si sgancia adesso il numero 38 del Bonporto verso la metacampo del Ferrara, cerca l'appoggio di un compagno però non riescono ad agganciare il pack. Adesso il 49 lo riporta verso la porta avversaria, tenta un tiro debole laterale, parato ovviamente dal portiere del Ferrara. Abbiamo un primo cambio nella linea del Ferrara. Andiamo in ingaggio. Pack conquistato dal Ferrara, si combatte dietro porta, viene riconquistato dagli Scomed, 56 che devia verso i propri compagni verso il fondo per ripostare il gioco, passaggio scambio tra 56 e 49 che portano il disco verso la parte dei Warriors Ferrara. Il gioco si risposta verso la parte Scomed. Siamo in una fase abbastanza al momento tranquilla e di studio, con qualche assaggio di qua e di là. 39 che prima prende, poi non si sgancia dal disco. Un affondo del numero 14 del Ferrara che riesce a portarsi sulla fascia laterale proponendo il disco al proprio compagno. Nel cercare l'apertura abbiamo il 39 che con un tiro da fuori laterale all'incrocio dei pali in alto a destra riesce a infilare il pack e porta in vantaggio gli Scomed Bonporto a poco più di 3 minuti dall'inizio del primo tempo.
disco al centro, il 39, vi ricordo, Francesco Vergari. Ecco ancora il pack in mano alla squadra di Ferrara, che con il 14 tenta la risalita ma viene contrastato da 44-56 degli Scomed Bonporto, che provano a portare il disco tiro da lungo del 38, da oltre metà campo. 56 che riconquista di nuovo il disco a favore del 44 Scomed Bonporto, che rimanda verso i propri compagni, verso il fondo del campo, dietro porta per ripartire. (44) che tenta la salita, viene intercettato il pack, non aggancia all'89 dei Warriors, in compenso il 39 riesce a conquistare il disco, che si porta verso il centro, viene chiuso dalla difesa 22-14 dei Warriors, ma subendo un fallo l'89 mi tocca di rientrare per un paio di minuti. Abbiamo gli Scomed in power play a questo punto. Abbiamo anche un time out da parte delle squadre che devono un attimo riequilibrare, ognuno per la propria parte, le strategie di gioco di questi primi quasi 5 minuti del primo tempo qui dal pattinodromo di Legnaro. Vi ricordo, siamo alle nazionali under 14 che stanno vedendo in campo, in pista al momento. Abbiamo gli Scomed Bonporto Modena contro i Warriors Ferrara. È la prima partita di questo weekend in cui abbiamo iniziato. Seguiranno ovviamente molte altre squadre e questo fine settimana avremo come categorie anche l'Under 18. Si riparte con l'ingaggio. Disco in mano al Ferrara con la numero 10 che difende strenuamente l'attacco di 39-44 del Bonporto. Siamo sotto balaustra, riesce a uscire il disco dalla balaustra e ricordo che il Bonporto è in power play con il Ferrara che deve difendersi ovviamente da il possibile attacco del Bonporto. Buona difesa al momento da parte del Ferrara, che addirittura riesce a deviare. Ottima parata del portiere sul lancio del 44 del Bonporto. Di nuovo ingaggio, disco intercettato alla 44 che passa al 49. Bonporto, i vari passaggi, tentativo di tiro forte angolato del 44, il 38 che gestisce, rimanda di lato, tentativo di tiro centrale del 49,
prontamente parato dal portiere del Ferrara, 58, la Roger Manon, di nuovo ingaggio, disco conquistato dal 2, poi gestito dal 10 del Ferrara. Siamo in balaustra, come vedete, dove si combatte, conquistato da Iscome, che ancora tentano il tiro centrale con il numero 49, deviato dal portiere. Siamo ancora in power play. Attacco in balaustra, ovviamente, del disco riconquistato. Tiro del 49 sempre centrale, che si mette in posizione centrale, tenta dei tiri che però, ecco l'89, finito il power play, che rientra in campo. Abbiamo di nuovo una situazione di pareggio, ma che viene con il 44 degli Scomed Monporto, viene aumentata la distanza proprio nel momento in cui l'89, il quarto uomo del Ferrara, entra, e proprio in quel momento, con un bel tiro del 44, gli Scomed Monporto si portano sulla distanza di 2-0. Siamo all'ingaggio, 56 con 2, combattono sul disco, che adesso è dietro porta, zona Warriors Ferrara. Vediamo un gioco rivitalizzato da parte del Ferrara, che adesso con un buon affondo cerca di avere un possesso disco. 52 su 44, fanno un passaggio di fronte porta per cercare di assestare un altro colpo. 52 che combatte da solo, ma direi che è accerchiato dai Warriors, che riescono a conquistare il disco, fermati dal 56. Tiro al volo del numero 2 del Ferrara, che però non combatte, affonda al 38 degli Scomed Monporto, con una rapida ascesa verso la porta del Ferrara, deviato dal portiere del Ferrara stesso, il numero 58. Deviazione in alto sul lato sinistro della porta. Abbiamo vari cambi sia sulla linea delle Ferrara che sulla linea degli Scomed, qualche innesto. Il disco che finisce verso il fondo campo degli Scomed. Il numero 37 gestisce l'uscita del disco da parte degli Scomed, che però viene intercettato. La Ferrara di nuovo intercettato dagli Scomed, stanno facendo girare il disco. 37 che sempre in ottima difesa, si sbarca al 2, tenta un buon tiro del 2, insidioso, il 2 dei Warriors, ma Pracchini Matteo, il portiere con il numero 30 del Monporto, para. Abbiamo di nuovo in contropiede il Monporto, che però perde il disco, il Ferrara che riconquista il pack e scende velocemente con il numero 14. È già al secondo affondo, con il numero 14 tenta verso la porta degli Scomed in velocità, al momento non riesce a ottenere. Siamo all'ingaggio 14-56. Disco deviato da 56 verso la parte del campo degli Scomed, inseguito da 52 che tenta di conquistare il pack.
e di approfittare del momento sguarnito della difesa del Ferrara, che però tiene duro, riconquista e tiene il pack, intercettato dal 44 che non riesce a controllare. 52-2, possesso disco, il 2, un ottimo tiro del 2, un ottimo con ribattuta, rimbalzo e ribattuta del 22 dei Warriors, che si fanno sempre più insidiosi, sempre più incisivi. Abbiamo un cambio di nuovo sulle linee degli Scomed. Ingaggio. Pack conquistato dal 49 degli Scomed, che sale velocemente lungo la balaustra, si porta dietro porta, sta cercando i propri compagni con un passaggio, al momento non sono disassati, il 44 intercetta ma ribatte il 2. Abbiamo di nuovo il disco a fondo campo lato Scomed, riconquistano il disco gli Scomed, rifiatano un attimo con passaggi dietro la porta, passaggio un po' rischioso, non si sono capiti 38 e 49, comunque diciamo che è stato fermato il disco. Tiro da fuori. S'affiglia il numero 7. Di nuovo l'ingaggio. Il 49 si porta, risale la balaustra, scambia col 39 il disco, ma viene intercettato dal 2 che combatte per il possesso del pack, di nuovo riconquistato dal 44, si cerca di mantenere da parte degli Scomed il possesso disco, tiro da fuori oltre metà campo con un buon tiro forte, tenta di forare la porta dei Warriors, ma il 58, il portiere Roger Manon, saldamente chiude e respinge il disco. Tentativa anche qui degli Scomed di posizionarsi, 44 su 56, più assist e più tiri per cercare di forare la porta. Contrasti balaustra, abbastanza serrato, comunque il Ferrara cerca di resistere. Vi ricordo che siamo a 14 minuti dall'inizio del primo tempo, tiro da fuori del numero 2, alto, non preoccupa nessuno, contrasti in balaustra, il pack che va verso il fondo campo dei Warriors, che gestiscono a questo punto la risalita verso il controcampo degli Scomed. Fallo del 52. Fallo del 52 degli Scomed per una stecca, tirata tenuta un po' alta verso il corpo dell'avversario. A questo punto abbiamo i Warriors in power play.
e gli Scomedi in situazione ovviamente di chiusura e di salvaguardia della propria porta. Tenta il tiro il 2 ma viene deviato dal numero 39. Numero 39 che ignaro della situazione tenta una risalita veloce, si riassestano dietro porta. 39-49 si stanno palleggiando, portano sul disco servendo il numero 44 che non riesce a intercettare o a agganciare in quanto il lancio era anche abbastanza, l'idea c'era ma il lancio era disassato rispetto all'aggancio del 44. Siamo all'ingaggio, disco in possesso dei Warriors ma intercettato dal 39 degli Scomedi. Ora si combatte sotto baluta 49 con 14. Buona intuizione con buon assist tra i due giocatori del Ferrara che tentano il 2 e 14 tentano di forare la porta degli Scomedi. Abbiamo un cambio sulla linea degli Scomedi, la porta è abbastanza tranquilla, siamo ancora in power play a favore del Ferrara. I Warriors che cercano di nuovo un'apertura, il disco però viene intercettato dal 39, il 22 del Ferrara torna in possesso disco. Abbiamo degli agganci poco riusciti che permettono agli Scomedi di portarsi al contrattacco pur essendo in inferiorità numerica. Tentano con un tiro centrale di preoccupare il portiere del Ferrara che però invece gestisce prontamente questo tiro. Ecco, c'è l'ingaggio di nuovo. Pacchi in mano al Ferrara che tenta a fondo, 22 che trova del numero 2 il pack, tenta il tiro, il numero 30 il portiere degli Scomedi para. Ingaggio prima vinto agli Scomedi, poi riconquistato dal Ferrara, poi riconquistato agli Scomedi, poi riconquistato dal Ferrara. Abbiamo il 2 che tenta di procedere ma c'è una collisione del 49. Abbiamo di nuovo un time out chiamato dal Bonporto. Si è beccato un 2 minuti il numero 49 per la stecca nelle gambe e quindi permane lo stato di power play, diciamo così, a favore del Ferrara. Gli spalti rumoreggiano, vuoi di musica, vuoi di applausi per incitare le rispettive squadre. Ricordiamo che siamo al pattinodromo di Legnaro, in quel di Padova, per le nazionali Under 14. Squadre che hanno aperto le danze della giornata, della prima giornata di questo
secondo turno delle nazionali e che vedranno più squadre incrociarsi tra oggi, domani e domenica. Abbiamo qualche aggiornamento tecnico sui tabelloni. I direttori di gare danno il via, i ragazzi partono, ecco che il pack viene da prima conquistato dagli Scomedi viene ricontrollato dal Ferrara, che scende velocemente verso la porta avversaria. Ottimo servizio del 2 su 22, che con un tiro alto vola sopra la porta degli Scomed. Ricordo che il Ferrara è in power play, gli Scomed che devono cercare di salvaguardare e controllare la propria porta. La difesa estroena con anche qualche punta di tentativo di risalire nonostante la differenza. Pack che di rimbalzo dalla balaustra finisce al centro della porta e fermato dal portiere numero 30 Matteo Pracchieri. Siamo in ingaggio. Tenta di uscire il numero 44. Diciamo che anche la differenza numerica ha il suo peso rispetto a questo gioco. Tenta da fondo verso il 39 che non riesce. I Warriors cercano di approfittare, ma il disco torna in possesso degli Scomed, che tentano di controllare un disco che però il 2 dei Warriors intercetta, va a fondo campo, torna in possesso Scomed e tenta il 39 di dribblare il 22 ma non gli riesce, quindi il pack torna a fondo campo, ma ecco di nuovo il 44 che sul possesso disco tenta a fondo con tiro centrale verso il portiere del Ferrara che controlla il pack. Di nuovo il Ferrara in contrattacco, disco che cerca la strada verso il centrocampo per un tiro. La buona difesa e risposta degli Scomed, il 38 si trova davanti alla porta del Ferrara, purtroppo il disco non è nella posizione ottimale per un tiro, si combatte dietro porta, intanto è finita la penalty per il numero 38 degli Scomed che torna in campo. Abbiamo un cambio sulle linee del Ferrara. Siamo a 2 minuti dalla fine del primo tempo, che ricordo porta al punteggio di Scomed Bonporto Modena a 2, Warriors Ferrara a 0. Ferrara che controlla il pack, di nuovo riconquistato. ...39 che manda su fondo campo il proprio pack per tiro centrale del 14 che si è trovato il pack lì vicino, fermato dal portiere del Bonporto. Il Ferrara in evidente pressing sulla porta del Bonporto per cercare di accorciare le distanze, sta prontamente portando avanti operazioni di pressing importante. C'è un cambio completo della linea da parte degli Scomed. Abbiamo invece innesti parziali sulla linea dei Warriors Ferrara. Siamo tutti qui all'ingaggio, con disco che rimbalza tra le due parti, al momento controllato dai Warriors Ferrara, ma in balaustra succede un po' di tutto. C'è un disco un po' insidioso, si combatte in balaustra 56-22 e
e abbiamo l'assegnazione di un fallo del 22 Warriors Ferrara sul 56 degli Scomet. Questo ovviamente prende 2 minuti il 29. Avevo letto male prima la numerazione. In questo modo, a 51 secondi alla fine del primo tempo, abbiamo gli Scomed in power play. Si tenta di nuovo l'assedio alla porta degli Scomed, dei Warriors, scusate. Abbiamo un po' la mano del 49 che di tendenza fa dei tiri centrali da fuori, ormai sembra un marchio di fabbrica. Disco che viaggia verso il centro della porta, ma non permette a il 39 che era davanti a porta di gestire con un tiro. 38 su 56, 56 che tenta il tiro laterale, finisce il primo tempo. Finisce il primo tempo di queste nazionali under 14 che vedono gli Scomed Bonporto Modena portarsi a 2 punti, mentre i Warriors Ferrara rimanere a 0. Ci rivediamo tra 5-7 minuti.
Eccoci qui di nuovo dal pattinodromo di Legnaro per le nazionali Under 14 che aprono questo venerdì di partite e di battaglie tra tutte le squadre piazzatesi alle finali, tutte squadre italiane di hockey inline piazzatesi alle finali. Stanno tornando in campo le squadre, si stanno piano piano popolando gli spalti di vari giocatori, varie squadre che stanno arrivando e che si preparano per le prossime partite. Ricordo che in campo abbiamo gli Scomed Bonporto Modena e i Warriors Ferrara. Al momento il gioco è Scomed 2, Warriors Ferrara 0. Ecco di nuovo che la rumba musicale è calata. Andiamo di nuovo. Ecco le squadre che vengono invitate al centrocampo. Di nuovo abbiamo tutti i ragazzi al centrocampo per l'ingaggio. Via, secondo tempo. I tavoli tecnici sono tutti, via, si parte. Ingaggio che concede il pack agli Scomed. 39/44, aprono il gioco, vi ricordo che c'è il power play per gli Scomed Bonporto. Passaggio laterale alto, si tenta ancora ovviamente di sfruttare la superiorità numerica. Ottimo servizio del 44 sul 39 Francesco Vergari che porta gli Scomed in vantaggio di un altro punto ancora, quindi Scomed Bonporto Modena 3, Warriors Ferrara 0. Siamo a praticamente 30 secondi dall'inizio del secondo tempo. Vediamo in contrattacco e in salita Scomed, ma il pack è riconquistato da il Ferrara che si porta sulla fascia laterale a salire, viene intercettato però dalla difesa Scomed che adesso sale velocemente verso, non riesce a entrare a centrocampo, si porta dietro porta. Servizio del 38 sul 52 che ha messo molto a rischio la porta del Ferrara che è riuscita a reagire in qualche modo, riconquista il pack il numero 56 degli Scomed, si porta dietro porta. C'è una perdita del disco in zona Scomed che permette al Ferrara un tentativo di tiro e di apertura davanti alla porta, ma non riesce. Il 49 sale velocemente degli Scomed e tenta tutto in solitaria il tiro. Adesso fa un ottimo passaggio, un assist al 56 che però non controlla il disco e non riesce quindi a lanciare verso la porta del Ferrara. Il Ferrara che si porta velocemente al contrattacco, una buona reattività che
gli permette di controllare il disco, di fare un affondo. Di nuovo tentano di salire gli Scomed, perdono però il disco a favore del Ferrara, che si trova in posizione con il numero 22, pardon, con il numero 10, che tenta un affondo, un ottimo tiro, un po' debole, ma c'era uno specchio della porta, che era gli Scomed, che era un po' sguarnito, ma non ha trovato, non è riuscito a forare. Abbiamo di nuovo il pack a fondo campo, lato Warriors Ferrara, che controllano il disco riconducendolo fino al portiere per fermare un attimo il gioco e ripartire in sostanza. Siamo all'ingaggio. 38 che devia il disco, 49-37 che nel dubbio di gestire il disco lo perdono e permettono al Ferrara di fare un buon affondo con un buon lancio da parte del numero 89, che però trova pronto il portiere degli Scomed. Portiere degli Scomed che, se non vado errato, ha sostituito il precedente, ovvero sia dal Pracchini Matteo numero 30 siamo passati a Lumia Susanna numero 7, quindi c'è stato un avvicendamento sul portiere degli Scomed. Siamo all'ingaggio laterale. Disco in possesso del numero 2 che tenta la salita dei Warriors, viene intercettato. 49-39, controllano il disco. Passaggio del 39 sul 37, 37 su 18, che cerca il disco a fondo campo, ma il disco viene conquistato dal numero 14 dei Warriors, che sale velocemente, contrastato dalla buona difesa, ma in rimbalzo il disco torna in possesso dei Warriors, che continuano a controllare il disco. Adesso di nuovo riconquistato dal numero 49 degli Scomed, che finisce di lato, non ha sul supporto, il disco finisce verso la parte Scomed, interviene il 18 a intercettarlo, poi viene gestito dal 37. E abbiamo un buon tiro del numero 14 che finisce tra i gambali del numero 7, il portiere dei Warriors, il portiere, scusate, degli Scomed, che salva un potenziale gol. Siamo all'ingaggio. Disco che rimbalza tra le due squadre, il Ferrara che ovviamente si è fatto più incisivo in questo secondo tempo e insiste molto di più sul possesso disco e sul tentativo di fare azioni e tiri verso la porta. Adesso abbiamo il numero 14 che, sempre con un tiro importante da fuori, insidia la porta degli Scomed senza riuscirvi. Disco che dall'ingaggio finisce per rimbalzo tra le gambe del portiere degli Scomed. L'ingaggio non si sposta da lì, c'è un cambio di nuovo di qualche giocatore sulle linee degli Scomed.
sale il numero 44, ci ripensa, rimposta gioco, riporta giù verso la propria difesa. 39 e 38, ora sale il 49 velocemente verso il centrocampo, viene contrastato dalla difesa di Warriors Ferrara, riconquista il pack il numero 39, provano a rimpostare il gioco, siamo dietro porta nella zona Scomed, ricordiamo che siamo ormai a 5 minuti dall'inizio del secondo tempo, che vede il punteggio Scomed Bonporto 3, Warriors 0. Abbiamo un bel pack che vola sopra le teste e delle squadre e del banco tecnico. Si recupera il disco. Siamo all'ingaggio. Il disco che prima deviato dai Warriors però si concede agli Scomed, disco ben difeso comunque. Abbiamo di nuovo un fallo del 2 che si becca 2 minuti dei Warriors Ferrara e concede a questo punto il power play agli Scomed Bonporto. La superiorità numerica degli Scomed favorisce ovviamente in questo modo. Buon tiro del 44, buona parata della Roger Manon, numero 58, portiere del Ferrara. 49 che tenta il tiro da fuori, ma tiro centrale che trova il corpo del difensore del Ferrara, ma abbiamo il tiro laterale. Abbiamo il tiro laterale del numero 38, Alex, che porta a 4 il punteggio degli Scomed Bonporto nei confronti dei Warriors Ferrara. Eccoci di nuovo qui all'ingaggio. Abbiamo belle entrate fisiche in balaustra, ma direi che siamo sempre in un gioco equilibrato e corretto. Siamo di nuovo dietro porta, parte Warriors che tentano di riequilibrare le sorti di questa partita. Disco che finisce però a controllo degli Scomed. Improbabile difesa visto l'attacco dei due Warriors. Tutto sommato il disco comunque si sposta dall'altra parte. 56 di nuovo possesso di disco, cerca di combattere, ma abbiamo un fallo un po' fallo del 14 a danno del 56 in balaustra. Riprendono i 2 minuti il numero 14. Abbiamo anche un time out da parte delle squadre
per vedere di rimpostare il gioco. Siamo a poco più di 13-14 minuti. Vi ricordo che siamo al Pattinodromo di Legnaro per le nazionali Under 14, con cui si è aperta la giornata odierna. Mi raccomando, seguiteci perché ci saranno faville con le prossime categorie. Scendono di nuovo in campo le squadre dopo un time out con i propri allenatori. Eccoli all'ingaggio. Contrasto che alla fine concede il pack agli Scomed, che ricordo sono in power play. Passaggio alto per saltare la difesa dei Warriors. Si cerca lo spazio per il tiro. Alla fine 49, come di sua consuetudine, ribadisco, è un marchio di fabbrica ormai tirare centrale. Visto che il disco è anche andato fuori alto, si va all'ingaggio al centrocampo. Eccoci qua di nuovo, contrattacco, tentativo di difesa, disco con scivolata del 39 in balaustra. Manca al pack il numero 44, non concede il tiro. Abbiamo ancora un po' di triangolazioni, tiro laterale, ma direi completamente fuori dalla visuale, dallo specchio della porta di Warriors Ferrara. Non li preoccupa la parata del 2 con il proprio corpo. Sta per rientrare il quarto uomo dei Warriors, sta per finire il power play, è pronto a scattare. Eccoci, rientro del numero 14. Gli Scomet tentano un tiro prima che si ripresenti il quarto uomo e quindi le squadre si ritrovino in pareggio numerico. Il pack viene conquistato dal 2 che tenta di portarsi verso la porta avversaria, ma viene ricontrollato agli Scomet che ricontrollano il pack. Il servizio del 39 su 44 che perde il disco. Il 14 dei Warriors, un ottimo contropiede veloce che però lo porta a fare un tiro un po' alto, anche se era solo davanti alla porta. Si combatte nella balaustra, il disco se ne esce con una deviazione. Siamo a 11 minuti dall'inizio del secondo tempo. Ricordo che le squadre sono gli Scomed Bonporto Modena e i Warriors Ferrara. E il punteggio è rispettivamente di 4-0. Abbiamo un contropiede del 52 che cerca di portarsi su.
viene intercettato dal 14 che di nuovo fa un affondo veloce con un tiro centrale parato dal portiere numero 7 Lumia Susanna. Di nuovo controllato il 56, controlla il disco, tiro laterale con un bel palo sonoro di quelli che si sentono qui dal campo, non fora comunque la porta, ma comunque gli Scomer continuano a mantenere il possesso del pack. C'è un buon assist del 44 su 52 che non aggancia. Intanto siamo scesi verso la porta degli Scomed. Il Ferrara giustamente intercetta tutto l'intercettabile per portarsi velocemente verso la porta degli Scomed e tentare di riequilibrare le sorti in qualche modo. 44 possesso disco, tiro centrale deviato dal 22 che scivola piano piano verso il proprio portiere 58 che blocca il gioco. Siamo all'ingaggio, disco deviato in modo laterale, controllato dal 22 dei Warriors, subentra il proprio compagno di squadra che porta a portare verso fondo campo, ma viene intercettato. Abbiamo il 49 degli Scomer che si porta in solitudine, sale velocemente, cerca di controllare il disco, siamo dietro porta, riceve, però pare adesso, il movimento è stato molto veloce, noi non l'abbiamo visto, riceve una steccata o sul casco o sulla griglia, il movimento è stato molto veloce, c'è una steccata da parte del 14 probabilmente una steccata di ritorno in discesa, non abbiamo visto intenzionalità particolari. Diamo seguito al gioco. È chiaro che questi power play continui non favoriscono chi li subisce, ovviamente. Adesso non voglio stare a fare la conta di quanti uno e quanto l'altro, perché in questo momento, in questa fase di gioco, non mi sembra il caso, però sicuramente, insomma, in queste difficoltà non aiutano. Continua il contrasto tra le squadre, ovviamente. Tiro del 56 laterale che viene intercettato, tenta il 39 di recuperarlo sotto porta per cercare di fare il tiro, tengono ancora il disco, si studiano, tiro corto del 44 verso il 38 che però permette al 2 del Ferrara di intercettare il disco, di fare una buona azione, di fare ben due tiri, uno prima centrale e uno di rimbalzo, ma il portiere numero 7 degli Scomer di Monporto resiste all'attacco. Abbiamo in salita velocemente il numero 89 del Ferrara che tenta con un passaggio centrale anche eventualmente di trovare un proprio compagno pronto per il tiro. Intanto il disco sale di nuovo verso la porta dei Warriors, i Warriors che tornano con il numero 14 a riequilibrare almeno la quantità di giocatori in campo, con
una presenza importante e un pressing mantenuto da parte dei Warriors. Si controlla ancora il pack in salita, il pack che viene intercettato dal numero 39 degli Skomed, poi combattuto sull'89 che riconquista in balaustra. Avevamo già un braccio alzato qui sul lato sinistro del campo. Abbiamo i direttori di gara verso lo staff tecnico che stanno un attimino esemplificando il fallo. Faccio presente che proteste dagli spalti per la musica che dovrebbe incitare invece i ragazzi. Ottimo tiro del 56 da fuori centrale, 56 degli Skomed che viene parato dal 58 portiere dei Warriors Ferrara. Ricordo che siamo a 16 minuti dall'inizio del secondo tempo, ci stiamo avviando verso la parte terminale di questa partita dove il punteggio, diciamo, è abbastanza significativo, direi, ma come sappiamo in questo sport mai dire mai, i secondi possono essere minuti. Tiro lungo laterale del 39 prontamente parato dal portiere di Skomed Ferrara, che adesso si ritrovano tutti compatti verso la fine. Fondo campo di Skomed, ottimo tiro sempre del 14 che però non trova l'apertura nella porta degli Skomed, che resistono nonostante l'inferiorità numerica, tentano addirittura il contrattacco. Ottimo servizio 49 su 39 che non riesce. L'operazione era buona. Di nuovo il 49 che col controllo e possesso disco sale, tenta un laterale, ora si riapre verso i propri compagni. Scartaggio buono, abbiamo la difesa pronta, sono dappertutto. Skomed che cercano comunque di essere aggressivi nonostante l'inferiorità numerica, mantenendo un uomo in difesa, due in attacco, riescono a intercettare i dischi, a essere offensivi anche in questa fase, diciamo, di inferiorità numerica. Siamo a 2 minuti e 50 dalla fine di questa partita che vede il Ferrara con il numero 2 realizzare il primo gol per i Warriors. Quindi a 2 minuti e 48 dalla fine del secondo tempo con il numero 2 Manzini Gianluca, i Warriors Ferrara 1, i Skomed Bonporto Modena 4. Ingaggio centrocampo.
giustamente il gol rivitalizza la squadra e dà della energia positiva ai Warriors, che tra 22, 89 e 2 conducono un'ottima azione in contropiede, un'ottima azione pericolosa in contropiede verso gli Scomed, che ha visto delle buone probabilità di raggiungere altri gol da parte dei Warriors. Ferrara, che stanno tirando e giocando il tutto per tutto in questi ultimi minuti. Disco torna in possesso Scomd con il 44 che sale velocemente verso la porta avversaria. Servizio del 49, del 44 sul 38, che però finisce a fondo campo dall'altra parte. È una questione di gestione. Siamo a 1 minuto e 52 dalla fine. La Rogelea prova a portare in alto il pack, intercettato dal 39 degli Scomed. 38 davanti alla porta, serve al numero 39, non riesce l'assist tiro intuito dal portiere numero 58 del Ferrara, Roger Manon, che tiene saldamente al controllo ovviamente della propria porta. Siamo all'ingaggio. Pack in controllo, 10 su 14 dei Warriors, che si portano velocemente verso porta. Ottimo servizio del 14 che cercava che con un assist cercava sul 28 la possibilità di realizzo del disco. Tiro da fuori del 14 che era di nuovo in contropiede, troppo disassato, troppo lontano, non ha portato nessun realizzo. I Warriors stanno operando un pressing importante verso gli Scomed, che sono in risalita, tentano il disimpegno del pack. 18 su 38, su 37 su 38. Abbiamo un cambio al volo sugli Scomed. Siamo a 24 secondi dalla fine del secondo tempo. Bisogna gestire il pack per questi ultimi secondi. Abbiamo un contropiede del 28 che con il 14 cerca di realizzare un altro gol, ma il tiro è alto. Di nuovo un tiro laterale insidioso, ma il timer scatta su questa partita delle nazionali Italia Under 14, che vede come prima partita della giornata gli Scomed Bonporto Modena e i Warriors Ferrara aprire le danze della giornata. E ricordo che il punteggio è Scomed Bonporto Modena 4, Warriors Ferrara 1. Qui dal pattinodromo di Legnaro è tutto. Ringraziamo tutti i direttori di gara.